Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha espresso soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della mozione che riconosce lo status di comunità marina, sottolineando che questo riconoscimento è un tributo al lavoro instancabile del G20 Spiagge. La mozione impegna la Giunta regionale a supportare l'adozione di una legge nazionale che riconosca, sostenga e valorizzi città balneari e comunità marine. Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, coordinatrice del G20 Spiagge, ha apprezzato il sostegno proveniente dalla principale regione turistica italiana, il Veneto appunto. Ha ricordato l'incontro con la Commissione Cultura e Turismo, dove i sindaci rivieraschi del Veneto hanno presentato le loro istanze, ottenendo comprensione da parte di tutti i partiti. La mozione impegna la Regione Veneto a promuovere azioni presso la 10ª Commissione parlamentare per ottenere il riconoscimento delle comunità marine per tutte le località balneari italiane. Queste località, caratterizzate da un basso numero di abitanti durante l'anno, vedono crescere significativamente la popolazione con l'arrivo dei turisti estivi, raggiungendo picchi molto alti di residenti. La proposta di legge era stata inizialmente avanzata dai comuni del G20 Spiagge, che attraggono il 12% delle presenze turistiche in Italia. L'unanimità del Consiglio regionale del Veneto testimonia il forte sostegno trasversale per affrontare le sfide delle località marine e mantenere la competitività internazionale. Si spera che lo stesso consenso si riscontri nella conferenza delle regioni e in Parlamento. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.